chiedo subito a Floriano Zambon, che è vicepresidente e assessore al turismo della provincia di Treviso e che senz'altro voi tutti conoscete, di prendere la parola per questo suo saluto e comunque intervento introduttivo. Grazie Assessore. Grazie a voi e ringrazio i convenuti. Effettivamente è un orario così della domenica trovare un numero importante di presenze. Lo dicevo prima a Alessandro, ci siamo sentiti al telefono, visto che ero leggermente in ritardo, non è da poco, ma è anche la dimostrazione che sul turismo, soprattutto in provincia di Treviso, stiamo cercando di fare sul serio. E quindi quando comodamente ha voluto lasciare uno spazio all'interno del proprio palinsesto per parlare di turismo, con Claudio Bertorelli abbiamo fatto una serie di riflessioni su quale potesse essere il tema da affrontare. Ne aveva parlato anche con il consorzio, con Alessandro, con il Presidente Garatti, e abbiamo detto perché non, invece di parlare del tradizionale di parlare del percorso che stiamo facendo, di credito prodotto, di tutte quelle cose che stiamo cercando di mettere in campo per essere competitivi sul piano soprattutto dell'offerta anche strutturata rispetto a quello che può essere un territorio eterogeneo che è quello del Veneto, con questi due grandi colossi che abbiamo del mare, del litorale e della montagna, che da soli fanno numeri importanti, perché va ricordato, è vero che il Veneto ha 62 milioni di presenze, quindi di notti dormite, quindi 62 milioni di turisti, e quindi si attesta come prima regione del Veneto, ma è anche altrettanto vero che ci sono delle eterogeneità all'interno di questo territorio. E allora con Claudio abbiamo detto, ma no, facciamo una riflessione, proviamo a vedere, quindi io sono qui con lo spirito soprattutto di chi vuole imparare piuttosto che vuole insegnare, proviamo a vedere quali sono degli esempi, dei casi per quanto concerne la comunicazione, la raccolta, la fidelizzazione che il web ci mette a disposizione. Credo che sia un approccio giusto in una evoluzione che è palesemente, evidentemente in atto, e mi pare che in questo momento i dati che abbiamo, sia per quanto riguarda le prenotazioni online, sia per quanto riguarda tutta una serie di altre possibilità che ci sono attraverso i vari strumenti che abbiamo a disposizione, vadano in questa direzione. Per cui noi abbiamo ritenuto proprio che si creasse questo momento di riflessione, e su questo anche aprire un dibattito. Giustamente a questo qui seduti attorno a me ci sono gli attori anche di questo territorio, perché nel sistema turistico locale, adesso vedremo la legge regionale che cosa ridefinirà nella sua ristesura, nella sua ridefinizione, ma i soggetti che hanno responsabilità siamo qui, la provincia, il consorzio, la Camera di Commercio per quella che è residuale l'attività, diciamo, di certificazione, ma abbiamo il distretto multimediale che è un punto di riferimento per quanto riguarda il tema specifico che abbiamo in trattazione questa sera. Io quindi credo che se è vero che alcuni passi li abbiamo già fatti come diciamo così, come struttura e come offerta provinciale, penso al nuovo portale che stiamo mettendo in campo e che sarà operativo anche con il booking online a breve, superando anche quelli che sono purtroppo dei condizionamenti che noi abbiamo di norma e norme alle quali noi dobbiamo fare riferimento, ma dicevo il nuovo sito sarà disponibile a breve, che l'abbiamo testato peraltro proprio su una iniziativa che si è tenuta qui a Castelbrando grazie all'ospitalità di Massimo Colombani, che fu il summit dei ministri dell'agricoltura che si tenne ormai un anno e mezzo fa, e anche per quanto riguarda, ho visto che i casi che analizzeremo e che ci saranno presentati, che riguardano l'accompagnamento territoriale, che riguardano anche la fruizione, chiamiamola così, emozionale di quelli che sono gli spazi, i territori, devono essere un momento, secondo me, sul quale concentrare la nostra attenzione, perché sicuramente sono strumenti ai quali dobbiamo ricorrere non dopodomani, neanche domani, probabilmente già da questa sera. Benvengano le iniziative anche piccole, se vogliamo, però devono essere nell'ambito di un sistema. Questo come premessa. Per
quanto riguarda gli strumenti, abbiamo visto questa sera 3 strumenti indubbiamente interessanti che possono certamente essere e devono essere inseriti in un contesto di un ragionamento più ampio che noi dobbiamo fare. A volte ci chiediamo noi se siamo troppo indietro o se ci sono alcuni strumenti troppo avanti. Credo però che tutto sommato il ragionamento che è stato fatto questa sera e quello che abbiamo visto e quella che è la nostra conoscenza di quello dello stato dell'arte ci dicono che siamo abbastanza allineati. Io credo che questo sia un motivo di conforto almeno per me e per gli operatori che vedo presenti qui in sala. Non c'è dubbio che in fondo lo spaccato, lo dicevo un attimo fa Alessandro, lo spaccato dei risultati del turismo della provincia di Treviso in questi primi 7 mesi danno già una risposta ai 2 quesiti che sono emersi dai convenuti e anche alle perplessità che avevamo noi. Se è vero che il turismo d'affari della provincia di Treviso è venuto meno in percentuale significativa, questo non è successo per una questione ovviamente di volontà, è per una questione di evoluzione del sistema economico e di contingenza. Non c'è dubbio che alcune professioni sono venute meno, come forse la professione di chi andava in giro o di chi va ancora in giro con il megafono, ma è anche altrettanto vero che c'è stata una trasformazione diciamo così, nello spaccato del turista, dei turisti della provincia di Treviso, e i numeri che abbiamo non saranno grandissimi, ma ci dicono che c'è stata un'evoluzione di altri tipi di turisti che vengono da noi. Secondo me questo è successo anche grazie agli strumenti che sono stati messi in atto, che sono sia sul sistema informatico e quindi sul web, che sono di promozione, quindi che invogliano le persone e gli dicono perché devono venire da noi, e anche quel poco che abbiamo a disposizione di già, che consente di andare ad approfondire. Quindi noi dobbiamo lavorare perché le modalità e gli strumenti di approfondimento crescano, siano maggiori a disposizione, perché anch'io sono dell'idea che anche se visto da casa quello che ci dice la guida o gli altri strumenti che abbiamo visto non sostituiscono assolutamente il desiderio a venire fisicamente, perché per concludere con il ragionamento che ha fatto nella seconda parte dell'intervento il Presidente, credo che poi valga quel ragionamento, e quindi è vero che alla fine l'emozione la si vive di persona, non la si vive assolutamente di fronte a un computer o di fronte allo schermo del telefonino. Ecco. Quindi io direi che potremmo chiudere così. Io penso che l'appuntamento che ci propone Martini del 2011 sia un appuntamento da prendere per buono. La scelta di questa volta con Comodamente, che ringrazio per questa finestra che ci ha dato come turismo, era quella di parlare di web, ma di parlare di strumenti che sono non gli strumenti per attrarre, gli strumenti che sono di complemento, di accompagnamento al convincimento complessivo e alla permanenza poi anche, o alla preparazione e alla permanenza del turista. Nel 2011 potremo affrontare anche il ragionamento che forse è mancato questa sera. Buona serata. Benissimo.